A tutti voi buona giornata e ben trovati a questo nuovo appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Anche oggi tanti fatti da raccontarvi, diversi i collegamenti in diretta dal territorio. Vediamo se siamo pronti per collegarci con Mereto di Tomba, perché questa mattina è stata inaugurata la centrale idroelettrica Molino Bunello a Mereto di Tomba, appunto in località Castelliere. La cerimonia, l'inaugurazione è stata seguita per noi da Paola Treppo. Allora vediamo se siamo pronti per collegarci in diretta con Mereto di Tomba. Paola Treppo con la collaborazione tecnica di Fabio Di Bernardo. Allora ci collegheremo tra pochissimo con la collega Paola Treppo. Vi anticipo già che parleremo nel corso di questa puntata anche del decreto sicurezza. Sentiremo un sindacalista della Polizia di Stato in merito a queste novità e poi siamo in attesa dell'arrivo a Pordenone di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Ma poi c'è anche un'altra cerimonia della quale parleremo, una cerimonia davvero spettacolare, un cambio di comando alla PAN. Quindi la cerimonia si è svolta questa mattina alla base militare di Rivolto. Come vi dicevo, parliamo del decreto sicurezza che è appena diventato legge. Daniele Micheluzza ha raggiunto Raffaele Padrone, che è vice segretario della FSP Polizia di Stato, proprio per parlare di questo provvedimento. Buongiorno da Pordenone, siamo in piazza Risorgimento in compagnia di Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'FSP Polizia di Stato, perché parliamo del decreto sicurezza che ieri è diventato legge. Un decreto sicurezza immigrazione, il cosiddetto decreto Salvini, che inasprisce quelle che sono le possibilità per gli immigrati di entrare nel nostro paese, inasprisce anche le pene e soprattutto depotenzia quella che è l'accoglienza diffusa e poi dà più poteri ai prefetti e ai sindaci per quello che è il cosiddetto DASPO urbano. Allora, questo è un decreto che vi può aiutare? Beh, innanzitutto buongiorno ai telespettatori. Sì, ringraziamo in questo momento il governo Salvini e il suo governo perché insomma sta dimostrando questa fiducia anche nelle forze dell'ordine. Diciamo che è un decreto, lei ha detto bene nell'introduzione, un decreto molto più vicino al discorso immigrazione, al fenomeno di immigrazione. Vediamo che mi pare che sia diviso in alcuni articoli, dall'1 al 14 si parla proprio di immigrazione, protezione umanitaria, ecco, tutte queste cose che vengono riviste nella loro facilità e nel rilascio. Ora è vero anche che ci sarà per noi della Polizia di Stato, ci sarà un lavoro maggiore in questo momento perché inizieranno un sacco di ricorsi, inizieranno un sacco di rifiuti a dare questi permessi e sicuramente andrà a incidere chiaramente sul personale dell'ufficio. Io faccio il sindacalista e chiaramente ovvio che dobbiamo farlo, quindi sarà un lavoro importante che dovranno fare i colleghi di questi uffici. Poi dall'articolo 14 al 31 mi pare che si parli proprio di sicurezza urbana, è un tema questo che proprio a Pordenone in questi ultimi giorni, anche nel posto dove ci troviamo, è una cosa molto sentita. Direi che per quanto riguarda la sicurezza urbana lì ci sarebbe da discutere, da fare un'intera trasmissione perché non è così facile. Qui parliamo di reati imputati a stranieri, ma se lei legge tra le righe e qualcuno legge bene tra le righe, parliamo di stranieri che sono extracomunitari, quindi poi bisognerà valutare, perché è vero che c'è stato un inasprimento del rifiuto della protezione umanitaria a gli stranieri, però andiamo a vedere anche per reati magari minimi, cioè che finora considerati minimi, per noi no, che sentinelle della legalità, cioè i furti in appartamento non era considerato un reato molto importante, invece è un reato importantissimo, perché uno si vede depredato dalla propria proprietà privata, uno si trova in casa, un delinquente rischia di morire su una reazione. E allora dobbiamo anche parlare di legittima difesa, visto il caso anche di questi
giorni, insomma, il proprietario, questo gommista che esasperato dai furti viveva nella sua azienda e poi ha ammazzato un ladro. Sì, però come le stavo dicendo, questi sono reati previsti da questo decreto per cittadini stranieri però extracomunitari. Non dobbiamo nasconderci dietro un dito, guardiamo quali sono le persone che commettono questi reati, cioè il furto, il più semplice, il furto nell'appartamento. Beh, il 99,9% sono cittadini stranieri comunitari, quindi questi sono soggetti che non verranno mai mandati via. Allora cosa dobbiamo fare? Per quanto riguarda le forze dell'ordine dobbiamo inasprire il reato, le pene, dobbiamo avere una certezza della pena. Se il cittadino straniero europeo viene preso a fare un semplice furto, deve rimanere in carcere. Questo decreto può aiutare però sul tema droga, sentitissimo a Pordenone, insomma sappiamo che la droga è in mano soprattutto a marocchini, pakistani, afghani. Ecco, questo sicuramente sì, perché se lei legge nel decreto sicurezza proprio in questa parte ci sono reati riconosciuti quali la droga, lo spaccio, la detenzione, sono tutti reati legati alla droga, ce ne sono alcuni e sono importantissimi. Qui in città ormai la droga è in mano, ma non solo qui, ormai queste persone vengono in Italia, si devono mantenere in qualche maniera. Abbiamo fermato delle persone con la droga, abbiamo sequestrate e loro ci hanno detto stiamo lavorando, quindi questa è la loro fonte di guadagno e da qui non si scappa. Il reato è aumentato, siamo tornati indietro di 10-20 anni anche a Pordenone e come ripeto in quegli anni ci fu veramente un grave pericolo, anche perché si va a toccare minori, si va a toccare studenti, cioè ragazzi di giovane età. Grazie allora a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'FSP Polizia di Stato, per questo collegamento da Pordenone è tutto, a voi la linea. Grazie a Daniele Micheluzzi, andiamo subito in pubblicità, tra pochissimo.